Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito. Christe eleison. Christe eleison. Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Padre, che con il dono del tuo amore ci riempi di ogni benedizione, trasformaci in creature nuove per essere preparati alla Pasqua gloriosa del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni abitava a Babilonia un uomo chiamato Joachim, il quale aveva sposato una donna chiamata Susanna, figlia di Chechia, di rara bellezza e timorata di Dio. I suoi genitori, che erano giusti, avevano educato la figlia secondo la legge di Mosè. Joachim era molto ricco e possedeva un giardino vicino a casa, ed essendo stimato più di ogni altro, i giudei andavano da lui. In quell'anno erano stati eletti giudici del popolo 2 anziani. Erano di quelli di cui il Signore ha detto: l'iniquità è uscita da Babilonia per opera di anziani e di giudici, che solo in apparenza sono guide del popolo. Questi frequentavano la casa di Joachim, e tutti quelli che avevano qualche lite da risolvere si recavano da loro. Quando il popolo verso il mezzogiorno se ne andava, Susanna era solita recarsi a passeggiare nel giardino del marito. I 2 anziani, che ogni giorno la vedevano andare a passeggiare, furono presi da un'ardente passione per lei. Persero il lume della ragione, distolsero gli occhi per non vedere il cielo e non ricordare i giusti giudizi. Mentre aspettavano l'occasione favorevole, Susanna entrò, come al solito, con 2 sole ancelle nel giardino per fare il bagno, poiché faceva caldo. Non c'era nessun altro al di fuori dei 2 anziani, nascosti a spiarla. Susanna disse alle ancelle: portatemi l'unguento e i profumi, poi chiudete la porta, perché voglio fare il bagno. Appena partite le ancelle, i 2 anziani uscirono da nascondiglio, corsero da lei e le dissero: ecco, le porte del giardino sono chiuse, nessuno ci vede, e noi bruciamo di passione per te. Acconsenti e concediti a noi. In caso contrario ti accuseremo, diremo che un giovane era con te, e perciò hai fatto uscire le ancelle. Susanna piangendo esclamò: sono in difficoltà da ogni parte, se cedo è la morte per me, se rifiuto non potrò scappare dalle vostre mani.
Meglio però per me cadere innocente nelle vostre mani che peccare davanti al Signore. Susanna gridò a gran voce, anche i due anziani gridarono contro di lei, e uno di loro corse alle porte del giardino e le aprì. I servi di casa, all'udire tale rumore in giardino, si precipitarono dalla porta laterale per vedere che cosa le stava accadendo. Quando gli anziani ebbero fatto il loro racconto, i servi si sentirono molto confusi, perché mai era stata detta una simile cosa di Susanna. Il giorno dopo, quando il popolo si radunò nella casa di Joachim, suo marito, andarono là anche i due anziani, pieni di perverse intenzioni, per condannare a morte Susanna. Rivolti al popolo dissero: si faccia venire Susanna, figlia di Chelchia, moglie di Joachim. Mandarono a chiamarla, ed era bene con i genitori, i figli e tutti i suoi parenti. Tutti i suoi familiari e amici piangevano. I due anziani si alzarono in mezzo al popolo e posero le mani sulla sua testa. Ella, piangendo, alzò gli occhi al cielo, con il cuore pieno di fiducia nel Signore. Gli anziani dissero: mentre noi stavamo passeggiando soli nel giardino, è venuta con due ancelle, ha chiuso le porte del giardino e poi ha licenziato le ancelle. Quindi è entrato da lei un giovane che era nascosto e si è unito a lei. Noi che eravamo in un angolo del giardino, vedendo quell'iniquità, ci siamo precipitati su di loro. Li abbiamo sorpresi insieme, ma non abbiamo potuto prendere il giovane perché, più forte di noi, ha aperto la porta ed è fuggito. Abbiamo preso lei e gli abbiamo domandato chi era quel giovane, ma lei non ce l'ha voluto dire. Di questo noi siamo testimoni. La moltitudine prestò loro fede, poiché erano anziani e giudici del popolo, e la condannò a morte. Allora Susanna ad alta voce esclamò: Dio eterno, che conosci i segreti, che conosci le cose prima che accadano, tu lo sai che hanno deposto il falso contro di me. Io muoio innocente di quanto essi iniquamente hanno tramato contro di me. E il Signore ascoltò la sua voce. Mentre Susanna era condotta a morte, il Signore suscitò il Santo Spirito di un giovanetto chiamato Daniele, il quale si mise a gridare: io sono innocente del sangue di lei. Tutti si voltarono verso di lui dicendo: che cosa vuoi dire con queste parole? Allora Daniele, stando in mezzo a loro, disse: siete così stolti, o figli di Israele? Avete condannato a morte una figlia di Israele senza indagare né accurare la verità. Tornate al tribunale, perché costoro hanno deposto il falso contro di lei. Il popolo tornò subito indietro e gli anziani dissero a Daniele: vieni, siedi in mezzo a noi e facci da maestro, poiché Dio ti ha concesso le prerogative dell'anzianità. Daniele esclamò: separatevi bene l'uno dall'altro e io li giudicherò. Separati che furono, Daniele disse al primo: o uomo invecchiato nel male, ecco, i tuoi peccati commessi in passato vengono alla luce, quando davi sentenze ingiuste, opprimendo gli innocenti e assolvendo i malvagi, mentre il Signore ha detto: non ucciderai il giusto e l'innocente. Ora, dunque, se tu hai visto costei, di sotto quale albero tu li hai visti stare insieme? Rispose: sotto un lentisco. Disse Daniele: in verità la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Già l'angelo di Dio ha ricevuto da Dio la sentenza e ti squarcerà in due. Allontanato questi, fece venire l'altro e gli disse: stirpe di Canaan e non di Giuda, la bellezza ti ha sedotto, la passione ti ha pervertito il cuore. Così facevate con le donne di Israele, ed esse per paura si univano a voi. Ma una figlia di Giuda non ha potuto sopportare la vostra iniquità. Dimmi dunque, sotto quale albero li hai sorpresi insieme? Rispose: sotto un leccio.
Disse Daniele: in verità anche la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Ecco, l'angelo di Dio ti aspetta con la spada in mano per tagliarti in due e così farti morire. Allora tutta l'assemblea proruppe in grida di gioia e benedisse Dio che salva coloro che sperano in Lui. Poi, insorgendo contro i due anziani, ai quali Daniele aveva fatto confessare con la loro bocca di avere deposto il falso, fece loro subire la medesima pena che avevano tramato contro il prossimo e, applicando la legge di Mosè, li fece morire. In quel giorno fu salvato il sangue innocente. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Con te, Signore, non temo alcun male. Con te, Signore, non temo alcun male. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Con te, Signore, non temo alcun male. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Con te, Signore, non temo alcun male. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabucca. Con te, Signore, non temo alcun male. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Con te, Signore, non temo alcun male. Lode e onore a te, Signore Gesù. Io non godo della morte del malvagio, dice il Signore, ma che si converta dalla sua malvagità e viva. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù disse: Neanch'io ti condanno. Va, e d'ora in poi non peccare più. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La liturgia oggi ci invita a pregare il Signore chiedendogli di trasformarci in creature nuove per essere preparati alla Pasqua gloriosa del suo regno. Queste parole riassumono tutto il percorso quaresimale che siamo stati chiamati a compiere anche quest'anno,
Un cammino che non è una gara a chi arriva per primo a conquistare un ambito premio. La Quaresima è invece un'attività interiore, dove ci alleniamo a lasciar fare a Dio la sua opera dentro di noi. Non a caso queste creature nuove a cui allude la colletta di oggi non sono il risultato del nostro impegno, ma di un dono che viene da Dio. La nostra sollecitudine allora dovrà essere quella di lasciare che Gesù, presente e operante nei nostri cuori, possa svolgere con libertà la sua azione. Questo è il vero impegno, questa è la vera sfida di questi giorni. Non a fare qualcosa, ma a lasciarsi fare da Dio. Di per sé non si tratta di nulla di nuovo, giacché forse inconsapevolmente questa dinamica noi la viviamo in ogni Santa Messa, ovvero nel momento in cui facciamo la Sacra Comunione. In quel momento, infatti, il Signore entra in noi per trasformarci in Lui. Questa dinamica, naturalmente, non essendo possibile viverla in questi giorni di, per così dire, sospensione, in cui siamo impossibilitati a partecipare fisicamente alle Sante Messe, vale però anche nella comunione spirituale. La bellissima preghiera, opera di Sant'Alfonso Maria de' Liguori, che tra poco tutti insieme faremo, infatti, così recita: Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come a dire: Signore, io desidero che tu vieni nell'anima mia, e desidero questo perché tu possa santificarla la mia anima e farla tutta tua per amore, tanto che non si separi più da te, ma viva sempre nella tua grazia. E allora anche noi siamo oggi invitati a realizzare in particolare questa unione spirituale con il Signore, anche nella comunione spirituale, perché con il Signore, con la sua presenza e con la sua opera, possa ancora una volta renderci creature nuove, rivestite di santità. Ma veniamo alla parola che abbiamo ascoltato, una parola che si potrebbe dire tinta di rosa, tutta al femminile. Nella prima lettura infatti abbiamo incontrato Susanna, non di certo una donna a caso, ma una donna accusata ingiustamente. Anche Gesù lo sarà, lo vedremo tra qualche giorno, e proprio per questo Susanna ne è la figura di Cristo. Ma Susanna è figura di Cristo anche per un altro particolare, cioè per il silenzio che contraddistingue il suo modo di comportarsi. Susanna infatti non parla della sua innocenza agli altri, ma lo fa solo con Dio, nel silenzio del suo cuore. Oggi Susanna allora, con la sua testimonianza esemplare, ci suggerisce un atteggiamento penitenziale di grande significato, quello cioè di chi porta nel proprio cuore e soltanto davanti a Dio il peso dell'ingiusta accusa, il peso dell'infame giudizio, il peso della ingiusta parola. Impariamo allora da Susanna e conserviamo nel segreto del dialogo con Dio questo suggerimento quaresimale. Questa forma di penitenza, fratelli e sorelle, non mancherà infatti sicuramente di arrecare tanto bene spirituale per noi e per quanti ci sono affidati. Ma ancora una donna ci viene incontro, questa volta attraverso la lettura evangelica, una donna accusata di adulterio. Quest'ultima però, rispetto a Susanna, è peccatrice, ma come Susanna è trascinata in giudizio da uomini maligni. Benché adultera,
non viene liberata da un profeta, ma la peccatrice è liberata da Gesù Cristo, il Figlio di Dio, cioè da colui che solo ha il potere di rimettere i peccati. Dopo che i presenti, in risposta alla provocazione del Signore, se ne vanno, restano solo lei e Gesù. Sant'Agostino afferma, commentando questo particolare: restano solo loro due, la miseria, la peccatrice, e la misericordia, Cristo. E Gesù, che è la misericordia fino al punto di non essere venuto a giudicare ma a salvare il mondo, che cosa fa? L'assolve. Se la liberazione di Susanna, comprendiamo allora, è simbolo del nostro battesimo, la liberazione dell'adultera sembra alludere a quella liberazione che è il simbolo del sacramento della confessione, quella liberazione che anche noi vediamo ogni qualvolta andiamo a confessarci. Allora, queste due vicende rappresentano, messe insieme, qualcosa che ci riguarda tutti, perché queste due vicende insieme ci mostrano qual è il vero volto anche della nostra vita. Perché siamo battezzati, ognuno di noi ha sempre la triste possibilità di peccare. Mentre però il mondo grida allo scandalo e vorrebbe la condanna, Gesù invece paga con la sua vita la salvezza per tutti i peccatori, per tutti noi, e vuole che nessuno vada perduto. E che cosa fa? Perdona. Va e non peccare più. In questi giorni, cari fratelli e sorelle, nel silenzio di Susanna e dell'adultera, anche noi cogliamo l'occasione per gridare a Dio il dolore dei nostri peccati. Riconosciamoli uno ad uno per quello che sono e manifestiamo il proposito di non commetterli più. E allora Dio dirà anche a noi non parole di condanna, ma parole di perdono. Per questo preghiamo con le parole del Papa Leone IX: alzami, Signore, tendimi la mano, degnati di rimettermi in piedi, affinché possa stare così alla tua presenza, dolcissimo Signore. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Signore, concedi ai tuoi fedeli riuniti per celebrare i santi misteri di offrirti come frutto della penitenza una coscienza pura e uno spirito rinnovato, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno,
Nella passione redentrice del tuo Figlio tu rinnovi l'universo e doni all'uomo il vero senso della tua gloria. Nella potenza misteriosa della croce tu giudichi il mondo e fai risplendere il potere regale di Cristo crocifisso. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo a te un inno di lode ed esultanti cantiamo. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione. Vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, che per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Il tuo popolo in cammino, cerca in te la vita, sulla strada del sentiero, sei sostegno del tuo corpo, resta sempre con noi. Senti nel cammino si spedisce.
infinita misericordia, la forza redentrice dei tuoi sacramenti ci liberi da ogni male e ci avvii all'incontro con te come discepoli del Cristo, e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera del Cardinale Peterello, Arcivescovo di Esztergom, Budapest e Primate di Ungheria, per implorare la misericordia di Dio in questi tempi di epidemia. Signore Onnipotente, Dio dei nostri padri, ti rendiamo grazie per il mondo che hai creato, per rendere possibile la vita dell'umanità. Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza del creato e per le sue meravigliose leggi. Ti rendiamo grazie perché siamo sopravvissuti, nonostante ogni forza distruttrice, e siamo capaci di giungere a sempre nuove scoperte sul nostro mondo e su noi stessi. Ti ringraziamo perché possiamo lottare sia individualmente sia in comunità per la nostra sopravvivenza e per rendere la nostra vita sempre più bella e ricca di significato. Ma prima di tutto ti ringraziamo per averci chiamati alla vita eterna e perché con la morte e la risurrezione redentrice di Cristo, nostro Signore, hai aperto per noi la via dell'eterna beatitudine. Quando ci colpiscono delle calamità naturali contro le quali non riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze, possiamo sperimentare che la nostra vita è sempre nelle tue mani. Ti supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare il prima possibile l'antidoto alla presente epidemia. Dona a quanti guidano le nostre società l'accortezza di poter arginare con i provvedimenti adeguati la diffusione delle infezioni, di promuovere la prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione di strumenti efficaci per quanti ne hanno bisogno. Dona la tua misericordia e l'eterno riposo a quanti sono morti a causa della malattia. Dona la guarigione ai malati. Dona forza e benedizione ai medici e al personale sanitario per il loro coraggioso impegno. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità, affinché possiamo sostenere con ogni aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti che sono nell'angoscia o nel lutto. Fa che con i nostri comportamenti responsabili possiamo contribuire anche noi a prevenire la diffusione della malattia. Perdona, Signore, ogni nostro peccato commesso in pensieri, parole, opere e omissioni. Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Beatissima Vergine Maria, salute degli infermi, prega per noi. Amen. Il Signore sia con voi E con il tuo vi spirito. benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Prendiamo grazie a Dio. Ti salvo,